insieme distretti turistici. Ritorno in campo la ex provincia regionale di Agrigento, ora libero consorzio comunale, con un'iniziativa presentata oggi al Teatro Pirandello di Agrigento, il lancio del marchio d'area della nostra provincia, che ha lo scopo di rilanciare e potenziare il settore turistico. A portare il saluto ai presenti in sala la dottoressa Luciana Giammanco, commissario straordinario di Agrigento, il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, Alessio Lattuca in rappresentanza della Camera di Commercio di Agrigento, presenti all'evento la vicepresidente della Regione Siciliana, l'assessore Mariella Lobello. Bisogna puntare su quelle eccellenze che non sono delocalizzabili e certamente la nostra storia, le nostre ricchezze, la nostra enogastronomia può diventare così oggi come occasione straordinaria un volano per il turismo, e lo si fa arricchendosi di quello che è una sorta di marchio DOC. Questo marchio d'aria significa non solo delimitare una zona considerandola una zona che con le ricchezze di cui parlavo prima, beni culturali, ambiente, costa, insomma finisce con l'essere davvero un'occasione. Oggi è questo momento di lancio, tante scuole presenti, insomma tanto futuro dentro il Teatro Pirandello, il futuro dei giovani ragazzi che devono scommettere su un'opportunità che viene offerta attraverso il marchio d'aria. Tra i relatori del progetto finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del POR FESR 2007-2013 il dottor Achille Contino, dirigente del settore turismo dell'ex provincia regionale di Agrigento, Rosaria Dalì dell'Ada Comunicazione e l'onorevole Giovanni Panepinto, presidente del distretto turistico Monti Sicani. Noi abbiamo due settori su cui investire, che sono agricoltura e turismo. Ieri parlavamo non del turismo agrigentino ma dei turismi, per cui credo che sia essenziale tutte queste iniziative. Ovviamente lo chiederò ora quando interverrò, serve mettere tutto dentro la stessa regia, altrimenti il rischio è che tutti facciamo tante cose ma le facciamo uguali e non servono a nulla. Il marchio d'aria sarà utilizzato per realizzare nel territorio della provincia di Agrigento una rete di servizi sia pubblici che privati che puntino ad innalzare la qualità complessiva dell'area turistica finalizzata a migliorarne la competitività. All'evento presenti numerosi sindaci della provincia di Agrigento. Cosa ne pensa di questa iniziativa che mira a rilanciare il marchio d'aria della provincia di Agrigento? Allora, mi sembra che sia il minimo, stiamo arrivando in ritardo, ma fortunatamente ci siamo, perché questo è un ambito particolare, è Valle dei Templi, è gli scrittori più importanti del XX secolo e quindi abbiamo la necessità di venire fuori subito con un marchio che ci identifichi. Quindi io sono ben felice che siamo partiti. Quindi importante per il turismo anche enogastronomico. Fondamentale per farci vedere nel mondo e abbiamo la possibilità di farlo.